Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi dedicato fondamentalmente ai temi dell'economia, perché sono questioni che riguardano tutti come sempre, ma in particolare in questo momento in cui si parla di pensioni e della sicurezza, con la questione dell'operazione Mare Nostrum, dell'immigrazione e dei riflessi sul territorio che affronteremo sulla base di altre notizie. Ma la prima pagina dell'agenzia ANSA continua a essere dominata, aperta, dalla notizia della decapitazione del reporter statunitense, con un video e un messaggio agli Stati Uniti d'America. La campagna di terrore, scrive l'agenzia ANSA, del famigerato Stato islamico in Iraq e nel Levante, ISIS o IS che dir si voglia, raggiunge gli Stati Uniti perché gli jihadisti hanno preso il controllo di buona parte del territorio iracheno e siriano e hanno annunciato ieri la decapitazione di un giornalista freelance americano rapito in Siria nel 2012, James Foley, postando in internet un video in cui si vede un terrorista che sembra tagliargli la gola, scrive l'agenzia ANSA. Purtroppo ho fatto l'errore di vederlo il video perché il sito Dagospia lo pubblica integralmente. Ho fatto l'errore di vederlo perché vedere quel video non so a cosa possa servire onestamente. Magari ha un'utilità, ognuno di noi poi troverà un'utilità o meno se decide di vedere il video in questione. Certo, più che sembra tagliargli la gola, sembra qualcos'altro, sembra che l'esecuzione sia proprio completa, lo testimoniano anche gli ultimi fotogrammi del video dove si vede la testa depositata sullo stomaco di quest'uomo steso a terra. Ripeto, non so a cosa possa servire, se abbia un'utilità vederlo, un'utilità ce l'ha di sicuro, perché vedere cose di questo genere non ti può lasciare indifferente, ti si scatenano una turba di pensieri che è difficile governare, molto difficile governare e ridurre a ragione. In ogni caso, nel filmato, scrive l'agenzia ANSA, si vede poi anche un altro giornalista americano, sono pochissimi secondi alla fine, Stephen Joel Sotloff, a sua volta rapito in Siria. La vita di questo cittadino americano, Obama, dipende dalle tue prossime decisioni, minaccia il terrorista, che parla un inglese, come ha notato correttamente stamani il Corriere della Sera, parla un inglese piuttosto fluente, diciamo così, un accento decisamente anglosassone ha questo personaggio vestito di nero che poi fa una terribile esecuzione ai danni di James Foley, del giornalista americano, che è finito nelle sue mani, anzi sotto la sua lama, e viene costretto, prima di essere decapitato, a proclamare, a fare un lungo proclama contro il proprio paese, contro gli Stati Uniti. Dopodiché si vede quando nelle settimane scorse, è l'inizio del video, il presidente Obama dalla Casa Bianca ha annunciato l'avvio di raid aerei statunitensi in Iraq. Sono i primi 2 minuti di questo tremendo documento video, che peraltro da un punto di vista tecnico è molto molto ben fatto, non sono video artigianali e dozzinali, sembrano video di natura quasi cinematografica. In ogni caso si vede in apertura del video il presidente statunitense che annuncia l'avvio dei raid aerei degli Stati Uniti in Iraq. L'attendibilità del filmato, scrive l'ANSA, non può essere verificata, ma è certamente agghiacciante e credibile, e questo non c'è alcun dubbio. Nelle immagini successive si vede Foley nel deserto, in ginocchio, con indosso una tuta arancione. Accanto a lui un terrorista interamente vestito di nero e col volto coperto. Poi si vede Foley che parla contro la guerra in Iraq, contro la recente campagna aerea, e il terrorista che in un ottimo inglese dice: questo è James Foley, cittadino americano, non combattete più contro una rivolta, noi siamo uno Stato che è stato accettato da un gran numero di musulmani in tutto il mondo. Quindi ogni aggressione contro di noi è un'aggressione contro i musulmani e ogni tentativo da parte tua, Obama, di attaccarci provocherà un bagno di sangue tra la tua gente. A quel punto il terrorista mette un lungo coltello alla gola dell'ostaggio e inizia vigorosamente a tagliare. Nell'immagine successiva si vede il corpo del giornalista riverso per terra nel sangue e la testa mozzata sulla schiena, scrive l'ANSA, no, è sul petto del giornalista. Siamo inorriditi
dall'uccisione brutale di un giornalista americano innocente, ha detto la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana Caitlin Hayden, precisando che l'intelligence statunitense sta lavorando per determinare l'autenticità del video postato dall'ISIS. Il presidente Obama è stato informato del video e James Foley, rapito in Siria, è la vittima, lo rende noto la Casa Bianca. Obama è stato informato mentre era sull'Air Force One di ritorno a Martha's Vineyard, dopo essere rientrato a Washington per 2 giorni. Foley fu rapito il 22 novembre del 2012. Fino al giorno prima aveva inviato reportage video dal nord-ovest della Siria, teatro di scontri tra i cosiddetti ribelli e il regime del presidente Assad. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato prelevato insieme al suo autista e al suo traduttore, che poi sono stati rilasciati. Reporter di guerra esperto, Foley aveva già coperto i conflitti in Afghanistan e Libia. Nell'aprile 2011 era stato già vittima di un rapimento nell'est della Libia a opera di un gruppo di sostenitori del regime di Gheddafi. Con lui erano stati prelevati altri 2 giornalisti, una giornalista americana e un giornalista spagnolo, mentre un quarto sudafricano era stato ucciso. I 3 avevano passato 44 giorni in prigionia prima di essere liberati poi dalle milizie di Gheddafi. Dopo il rapimento la famiglia Foley ha creato un sito web, freejamesfoley.com, per chiedere il suo rilascio e sensibilizzare l'opinione pubblica. Oggi quel sito, in cui sono pubblicate molte notizie del giornalista, è stato rapidamente inondato di messaggi di cordoglio diffusi via Twitter da tutto il mondo, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Un'altra delle notizie di primo piano dell'ANSA di stamani, cerco personalmente di spostare la mente e non solo la mente da quello che ha evocato la visione di quel video. Chiedo perdono a chi ascolta, ma non è possibile rimanere impassibili davanti a cose del genere, anche se so che bisogna andare avanti, come si suol dire, e la trasmissione era impostata sugli altri argomenti di cui parleremo. Ne parleremo comunque. Comunque, tra le altre notizie di primo piano dell'ANSA di stamani, la notizia che viene dall'Argentina: la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner ha annunciato che invierà in Parlamento un disegno di legge per affrontare la questione dei cosiddetti tango bond, le obbligazioni pubbliche argentine. Il disegno di legge vuole cambiare la giurisdizione dei tango bond, cioè delle obbligazioni pubbliche argentine, e permettere di pagare in Argentina i detentori di titoli del debito pubblico argentino che hanno accettato i concambi del 2005 e del 2010. Affermare che la giurisdizione diventa argentina significa bypassare la Banca di New York, che ha creato parecchi problemi ultimamente alla gestione del famoso stock di debito pubblico ristrutturato dall'Argentina dopo il 2001, sulla scorta delle operazioni speculative di alcuni fondi americani. Ora la presidente argentina dice: gestiamo noi, sotto il dominio argentino bypassiamo la Bank of New York. Intanto voltiamo decisamente pagina, fate conto che i primi minuti di questa trasmissione non esistano e andiamo a parlare invece di tasche nostre, che era l'argomento del giorno. Purtroppo anche questo è di attualità. Certo, qualsiasi argomento davanti alla visione di un uomo che finisce in quel modo e diventa un argomento di nullo peso, diciamo così. Però, ripeto, la trasmissione deve andare avanti e cerchiamo di farla andare avanti comunque, con alcuni numeri innanzitutto, e c'è un utile specchietto a questo proposito oggi pubblicato dal quotidiano nazionale Il Giorno, su un tema che purtroppo in Italia è di perenne attualità: le nostre tasche e il prelievo fiscale in tutte le sue forme. I numeri fanno spavento a leggerli uno di fianco all'altro. Sono i numeri delle tasse che hanno distrutto, spento, come scrive il giornalista economico Giuseppe Turani, il ceto medio. Turani peraltro ha incensato Renzi parecchio, ma al di là di Renzi o non Renzi, conta esaminare l'azione di un governo, a prescindere adesso in questo momento dalla sterile bassa polemica politica contro un soggetto che sia di destra, di sinistra, centro o altro. Quel che conta è ciò che sta facendo il governo e hanno fatto i governi, specialmente negli ultimi anni. Da questo punto di vista la responsabilità ce l'hanno tutti, non è questione di Renzi attualmente o non Renzi, magari. Però in ogni caso le tasse, scrive Turani, hanno spento il ceto medio, il motore dell'Italia non va più, le nuove classi furono protagoniste degli anni '80, dopodiché il declino. Ma sono soprattutto i numeri a colpire. Se prendiamo per esempio la tassa sulla casa,
ICI e poi IMU, al di là dei nomi, adesso ha cambiato ancora, ma in ogni caso l'incremento delle imposte sulla casa negli ultimi 10 anni è stato pari al 200%. Capitolo spinoso per i proprietari, scrive il Quotidiano Nazionale, che dopo la cancellazione dell'ICI hanno visto tornare l'imposta sotto nomi e importi diversi. E un altro piccolo dato aiuta a riflettere. Con Mario Monti, quando si è avuto il boom enorme delle imposizioni sugli immobili, terreni, insomma l'IMU, con Mario Monti si sono racimolati da questa fonte 24 e qualcosa miliardi di euro. Secondo le più prudenziali stime, con il governo Renzi quest'anno, e lo scopriremo soltanto a ottobre quando si pagherà il resto delle tasse su immobili, case, capannoni e terreni, superiamo i 30 miliardi e 600 milioni, cioè il governo Renzi, tramite il passaggio del governo Letta che sulla casa ha cercato così qualche compromesso facendo finta di non far pagare la tassa sulla prima casa che adesso torna tutta tra l'altro. In ogni caso abbiamo 6 miliardi abbondanti, 7 miliardi in più sulla casa, capannoni, terreni, immobili, insomma quella che potremmo definire l'IMU sinteticamente. Abbiamo 7 miliardi in più rispetto a Mario Monti con il governo Renzi e questi sono numeri, al di là di tutti i proclami. Per quanto riguarda l'assicurazione auto e moto, questa voce ha subito un'impennata incredibile negli ultimi 18 anni. Per i motociclisti il costo medio è aumentato del 480%. In generale l'aumento dell'RC auto è stato del 245%. Il prezzo della benzina, il giorno lo calcola negli ultimi 20 anni. In 20 anni i prezzi della benzina hanno continuato a crescere. In poco più di 10 anni sono raddoppiati, più 170%. Mentre in appena 5 anni il costo dell'addizionale IRPEF, un aumento pesante per i lavoratori dipendenti, è aumentato del 30%. Allo stesso tempo il costo della vita si è fatto più caro ed è cresciuto del 24% in 10 anni. Poi c'è un'altra voce che viene presa in considerazione dal Quotidiano Nazionale, le tasse locali nel loro complesso. Le imposte comunali e regionali in 15 anni hanno subito aumenti record. Spicca la tassa sui rifiuti, ma il totale delle tasse locali, cosiddette locali, segna un più 144% negli ultimi 15 anni. Infine, il costo delle tasse universitarie negli ultimi 10 anni. L'Italia è terza in Europa per tasse universitarie, ma nel diritto allo studio è in coda alla classifica. Ottiene una borsa di studio solo il 7% degli studenti. Comunque il costo delle tasse universitarie è aumentato negli ultimi 10 anni del 63%. E scrive a questo punto Valeria Melloni sul Quotidiano Nazionale: il salasso è continuo. È il destino del cosiddetto ceto medio, l'esercito di lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori artigiani, trasformato da ogni governo nel bancomat ideale per rimpinguare le casse dello Stato. Il già spremuto portafoglio degli italiani rischia di restare a secco. L'incessante progressione della pressione fiscale ci colloca sul podio europeo dei tartassati. Basta osservare i numeri relativi alla tassazione. Basta osservare i numeri relativi alla tassazione per vedere una salita continua con un record, nonostante annullamenti, reintroduzioni e cambi di nome. Le tasse su abitazioni, immobili, terreni sono aumentate del 200% in 10 anni e poi tutte le altre voci che abbiamo citato prima. Ma adesso si discute di pensioni. Sulle pensioni oggi si trovano tanti articoli e li vediamo un po' tutti, a dire il vero, perché la questione dell'intervento sulle pensioni è una questione che riguarda veramente milioni di persone, di cittadini e di cittadine e pertanto è meglio cercare di capire. Per il momento non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, tantomeno un atto concreto da parte del governo, però le voci che circolano non sono semplicemente voci, sono ipotesi e in qualche caso anche ben strutturate, come abbiamo visto ieri, tanto che il Sole 24 Ore riassumeva le ipotesi circolanti in tema di intervento sulle pensioni in tre possibilità. Vediamo intanto come ce la racconta un esperto del sistema pensionistico italiano, il professor Alberto Brambilla, che peraltro più volte abbiamo anche sentito qui a Radio Padania, docente dell'Università Cattolica e coordinatore del Centro Studi Itinerari Previdenziali. Ci risiamo con il contributo di solidarietà sulle pensioni, scrive il professor Brambilla, solo che siamo passati dalle pensioni d'oro, sulle quali peraltro è in corso un prelievo, a non meglio identificate pensioni alte e si è evocata da parte del ministro del lavoro Poletti
l'asticella, cioè il livello dal quale far partire il prelievo, la rapina, diciamo così, sulle pensioni. Così, nonostante questo contributo sia stato dichiarato anticostituzionale, ci si ritenta per la terza volta e nel contempo l'INPS ha mandato dapprima qualche centinaio di migliaia di lettere in cui comunicava ai pensionati, allora definiti d'oro, che avrebbe applicato un prelievo di solidarietà, in pratica una tassa, per ramazzare qualche euro. Dopodiché altrettante lettere per dire che avrebbe restituito il maltolto perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il provvedimento. Subito dopo altrettante lettere per dire che ne avrebbe applicato uno nuovo di prelievo. Per il momento a guadagnare sono state solo le poste. Su questo tema occorre buonsenso, scrive Brambilla, e occorre conoscenza della materia. La gran parte di coloro che oggi avanzano proposte non sembra padroneggiare l'argomento appieno. Demagogia, perché affrontare lo spinoso tema di chi non versa contributi e delle troppe pensioni a carico dello Stato è impopolare, mentre prelevare a chi ha crea molti consensi. Andiamo con ordine rispetto alle dichiarazioni fatte da esponenti di governo o vicini al governo. Punto primo, scrive Brambilla. Si è detto che questo contributo graverà sulle pensioni retributive. Forse non si sa che oggi oltre il 98% delle pensioni sono retributive, quindi il balzello graverà praticamente su tutte le pensioni attualmente pagate in Italia. Secondo punto, il contributo di solidarietà verrebbe applicato sulla differenza tra una pensione calcolata col metodo contributivo e quella che è in pagamento oggi, che utilizza il più generoso metodo retributivo. Purtroppo questo calcolo, scrive Brambilla, a volte è impossibile, soprattutto per i contributi prima del 1980 e per le categorie agricole e autonomi. Oltretutto è un calcolo di difficile realizzazione, per il fatto che per molte categorie mancano estratti conto contributivi corretti, come per i dipendenti pubblici, che peraltro hanno le prestazioni di gran lunga più generose. Terzo punto. Anche qualora si desse in carico all'INPS di fare questi calcoli su 23.431.000 prestazioni pensionistiche in pagamento riferite a 16.561.000 pensionati, ogni pensionato in media prende 1,39 pensioni, si scoprirebbe che non solo il metodo retributivo, ma l'intero sistema pensionistico è per gran parte assistenziale, scrive Brambilla. Tutte le pensioni, chi più chi meno, hanno importi superiori a quelli che deriverebbero dal calcolo dei contributi versati a causa del metodo di calcolo retributivo che incentivava a evadere i contributi, tanto contavano solo gli ultimi 1 per i pubblici, 5 o 10 anni. Per tutte queste pensioni, al di sotto di un importo variabile a seconda della categoria, c'è un contributo della gestione interventi assistenziali che è a carico della fiscalità generale, cioè di tutti i contribuenti. Ben 4.733.031 prestazioni sono di natura assistenziale, di cui 3.726.783 integrate al minimo, le altre con maggiorazioni sociali. A queste vanno aggiunte oltre 1 milione di pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra. Trascurando i quasi 2 milioni di assegni di accompagnamento che sarebbe utile verificare, scrive Brambilla, su 16,561 milioni di pensionati, cioè su 16.561.000 pensionati, quasi 6 milioni, il 36%, hanno pensioni integrate o con maggiorazioni sociali, il che significa che in 65 anni di vita non sono riusciti a versare almeno 15 anni di contributi e quindi non hanno pagato neanche le tasse, e ciò in virtù del metodo retributivo e delle promesse di vari governi. La riprova, scrive Brambilla, la troviamo nei bilanci previdenziali. Su 274 miliardi di spesa pensionistica per il 2012, la quota a carico dello Stato, quindi di tutti noi, è pari a 83,6 miliardi, oltre il 30%. Vale poi la pena di osservare che 8.602.000 prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, cioè integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, assegni, pensioni sociali, pensioni di invalidità e di guerra, in totale il 52% dei pensionati,
sono esentate dal pagamento dell'IRPEF, mentre è plausibile stimare che circa il 50% dell'IRPEF totale sulle pensioni, 46 miliardi, pesi su meno di 2 milioni di pensionati, con importi medi superiori a 30.000 euro lordi all'anno, proprio coloro che sono sopra l'asticella, che così verrebbero penalizzati 2 volte. Poi vediamo il seguito del ragionamento di Alberto Brambilla. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo allora all'articolo del professor Alberto Brambilla sul Corriere della Sera di oggi in tema di pensioni, tanto per partire dai numeri. Allora, il ragionamento a cui siamo arrivati, seguendo ciò che scrive il professor Brambilla, è questo. A un certo punto il totale dell'IRPEF che i pensionati pagano sulla propria pensione riguarda in sostanza meno di 2 milioni di pensionati su più di 21 milioni di pensionati. Quindi i 46 miliardi che lo Stato incassa dall'IRPEF sulle pensioni pesano su meno di 2 milioni di pensionati che hanno un importo medio di pensione superiore a 30.000 euro lordi all'anno. Sono quelli che sono stati collocati sopra l'asticella dell'intervento del governo e quindi costoro pagheranno 2 volte. Fare riferimento all'articolo 38 della Costituzione è fuorviante in un paese dove tra pensioni assistenziali e maggiorazioni sociali e invalidità civili la metà dei pensionati è assistita dallo Stato come se il nostro paese fosse uscito da una guerra o da una catastrofe. La regola del 2% per ogni anno lavorato vale per redditi o stipendi entro i 45.000 euro lordi. Sopra questi importi i coefficienti di calcolo utilizzati per determinare la pensione scendono a 1,5 e fino a 0,9. Per una retribuzione di 100.000 euro lordi, 51.000 netti, su un periodo di 40 anni, il famoso 80% si riduce a poco più del 53%, e questo per le alte professionalità. Chi insiste sui cosiddetti pensionati d'oro non conosce questa regola. Eventuali proposte che tendono poi a bloccare l'indicizzazione delle pensioni, cioè l'adeguamento delle pensioni al costo della vita oltre un certo importo, sono state già definite illegittime dalla Corte di Cassazione, perché, come dovrebbero sapere coloro che propongono questa soluzione, producono effetti per l'intero periodo di fruizione della pensione. Vuol dire, se oggi deindicizzo, cioè non lego al costo della vita, una pensione da 90.000 euro lordi con inflazione al 2%, provoco una riduzione nell'anno di 1.800 euro. Se il pensionato percepirà la pensione per 15 anni, il danno complessivo sarà di 1.800 per 15 anni, cioè 27.000 euro più adeguamento al costo della vita, più inflazione. La soluzione più equa, conclude a questo punto Brambilla, sarebbe l'applicazione di un contributo di solidarietà su tutte le pensioni retributive che cresce in modo proporzionale all'entità della prestazione. Esempio, fino a 700 euro al mese lordi, 0,5%, cioè 3,5 euro al mese, 3 caffè, e poi in progressione fino all'8%, per poi accelerare sulle pensioni tipo Banca d'Italia, fondi speciali, vitalizi di consiglieri regionali e parlamentari che sono ancora più generosi del metodo retributivo. Così facendo non si violano i principi di equità impositiva e si rende costituzionale la norma, risarcendo la generazione giovane sottoposta al contributivo puro per colpa di sindacati e politici che fecero salvi tutti quelli che nel 95 avevano più di 18 anni di contributi. Considerando i 228 miliardi netti di prestazioni in pagamento, si può pensare di reperire altri 6 miliardi che però, se vogliamo bene ai giovani, devono andare a riduzione del debito pubblico. Se la misura fosse prevista per 5 anni e finalizzata alla riduzione del debito pubblico,
Tutti saremmo lieti di partecipare al risanamento del Paese a favore delle giovani generazioni, alle quali per inciso lo Stato ha già previsto l'eliminazione di qualsiasi integrazione al minimo o maggiorazione sociale e per giunta non l'ha comunicato ai diretti interessati. Così Alberto Brambilla sul Corriere della Sera. L'articolo è seguito poi da un altro articolo, quello di Domenico Comegna, sull'impatto di un eventuale intervento del governo. Intanto non si chiamano più pensioni d'oro perché il governo Renzi le ha ribattezzate pensioni alte, almeno da quando il ministro Poletti ha annunciato l'ennesimo prelievo sugli assegni INPS e ha riconosciuto che per incassare una cifra adeguata occorre abbassare la cosiddetta asticella, cioè la soglia di pensione dalla quale far partire la rapina, chiamiamola così. Basterebbe per esempio fissare l'asticella del ministro Poletti, che poi riguarda noi, non è la sua, a 1.500 euro lordi. Così la platea si allargherebbe al punto da risolvere il problema di come racimolare le risorse. Ovviamente non sarà quella la soglia, ma si presume che la soglia sia quella contenuta nel rapporto sulla revisione della spesa o spending review di Carlo Cottarelli. Cottarelli prevede un giro di vite temporaneo in linea con quelli indicati a suo tempo dal sottosegretario all'economia Baretta, cioè intorno ai 2.500-3.000 euro lordi al mese. Sui calcoli di governo grava però un equivoco, fa notare Domenico Comegna. Il piano di Cottarelli si riferisce agli assegni sopra i 2.500 euro lordi. Certamente non possono essere considerati pensioni d'oro, scrive Comegna. Corrispondono a prestazioni mensili sotto i 1.700 euro. Classe media, da spremere se si vuole fare cassa, ma certamente non un'operazione di giustizia sociale. Il numero di questi assegni è pari a 956.215, sono il 5,7% del totale delle pensioni. Comunque persone e famiglie con un reddito tipicamente da classe media. Se il riferimento invece è ai pensionati che percepiscono pensioni nette tra 2.500 e 3.000 euro, il rischio è che la misura non sia efficace. I pensionati con un reddito lordo sopra i 4.800 euro al mese sono meno di 20.000, cifre ancor più ridotte per le classi di pensionati che incassano assegni più alti. Basti ricordare che il contributo di solidarietà richiesto dal governo Monti, che colpiva i pensionati con redditi sopra i 150.000 euro lordi all'anno, ha portato allo Stato soltanto 81 milioni di euro, soldi che poi sono stati restituiti oltretutto in quanto la Corte Costituzionale ha bocciato il prelievo. Il piano di Cottarelli chiede un contributo di solidarietà del 10-15% e un blocco per 2 anni dell'indicizzazione delle pensioni, cioè niente più adeguamento al costo della vita. In tanti l'hanno già sperimentato, peraltro. Le voci più insistenti parlano di un 10% per la durata di un biennio. Ebbene, facendo un po' di conti, scrive Domenico Comegna sul Corriere della Sera, dato che non conosciamo dove verrà esattamente posta la famosa asticella, abbiamo ipotizzato diverse situazioni con pensioni di importo mensile da 2.000 a 7.000 euro. Le rendite con un importo mensile sopra i 7.000 euro stanno già scontando un prelievo che va dal 12 al 18% in virtù della finanziaria fatta dal governo Letta. Tornando ai conteggi, si può notare che un pensionato che abita a Milano o Roma con un assegno lordo di 3.000 euro, in realtà, tolte le tasse, IRPEF, addizionali, comunale, regionale, eccetera, ogni mese si mette in tasca 2.100 euro. Ma non solo, se il ticket sarà veramente pari al 10% dell'importo lordo, alla fine dell'anno questo pensionato dovrà pagare 3.900 euro, pari a circa 2 mesi di pensione netta. Altro che pensione d'oro, conclude Domenico Comegna sul Corriere della Sera. Lo stesso argomento è affrontato anche da Francesco De Dominicis su Libero. Qui si cerca di capire, il Corriere fa i suoi ragionamenti, il Libero fa i suoi, ma anche Repubblica, si cerca di capire appunto cosa può succedere, visto che sono state enunciate alcune proposte di intervento e alcune sono state anche scritte, perché quella del commissario alla spending review Cottarelli, di cui abbiamo appena parlato, è una proposta scritta. Ce n'è un'altra fatta da altri economisti, Tito Boeri, il sito lavoce.info, eccetera, che prevede il ricalcolo col sistema contributivo di tutte le pensioni che sono già pagate col sistema retributivo, e questo toccherebbe praticamente tutti i pensionati, perché, come giustamente fa notare Brambilla,
il 98% delle pensioni attuali è pagato col sistema retributivo o misto. Se noi andiamo a ricalcolare oggi le pensioni già in essere con il sistema retributivo e facciamo finta che siano tutte col sistema contributivo, cioè applichiamo una norma retroattivamente, tocchiamo praticamente il 98% dei pensionati. Detto questo, vediamo come ragiona Libero. Si sta cercando di capire, perché a questo punto è dato per scontato che ne dica il Presidente del Consiglio che qualcosa si dovrà fare in tema di grattamento della pensione. Poi magari non se ne farà nulla, per carità, avrà ragione lui, ma de che però le cose vengono dal governo, vengono dal ministro Poletti, vengono dal Ministero dell'Economia, vengono dal sottosegretario Baretta, e a meno che si sia tutti una massa di deficienti, coloro che lavorano su queste simulazioni, le simulazioni non è che vengono fatte così per astratto, vengono fatte sulla base di indicazioni che sono fornite dal governo, perché per esempio c'è quella precisa di Cottarelli, poi ci sono le prese di posizione del ministro Poletti, del sottosegretario Baretta e altri. Insomma, uno può dire non faremo niente, e gli crediamo, però le simulazioni e il cercare di capire cosa accadrà alle pensioni sono legittime. Perché? Perché il là è stato dato da esponenti di governo stesso. Detto questo, vediamo come la mette Libero. Il ruolo del carnefice, scrive Francesco De Dominicis, lo veste il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, ex sindacalista della CISL, che ha dichiarato che chi guadagna fino a 2.000 euro netti di pensione al mese può stare assolutamente tranquillo. L'uso dell'avverbio assolutamente genera in tutti i cittadini un pochino, diciamo così, di preoccupazione, perché quando si dice assolutamente da parte di un esponente di governo c'è da temere l'esatto contrario. In ogni caso, per esclusione, faccia ampia scorta di Valium, scrive Libero, chi ha un assegno da 2.001 euro in su. Sta di fatto che si moltiplica la tensione all'interno della maggioranza sull'ipotesi di un contributo sulle pensioni più alte. A tenere alta la polemica le indiscrezioni su un dossier allo studio del governo che attraverso l'intervento punterebbe a risparmiare 1 miliardo all'anno da destinare a esodati e cassi integrati, cioè ai colpiti dalla precedente riforma pensionistica Fornero. Nel mirino ci sono i cosiddetti pensionati d'oro, che adesso non sono più d'oro ma titolari di pensioni alte, ma anche quelli d'argento e perfino quelli di piombo, è stato detto da qualcuno in questi giorni, in una sgradevole corsa al ribasso col sottosegretario Baretta, che di fatto ha messo sul tavolo l'ultima offerta, quella appunto di dare un taglio alle pensioni superiori ai 2.000 euro netti al mese. L'ipotesi è più drastica rispetto a quella che era circolata fino a ieri, che prevedeva un intervento dai 3.500 euro in su, grazie al quale sarebbe stato messo insieme 1 miliardo all'anno, si è detto. Probabilmente il bottino a cui punta il governo è lo stesso, ma il sacrificio, se la famosa asticella venisse abbassata, verrebbe spalmato su più pensioni. Quelle sopra i 2.000 euro sono circa 2 milioni e mezzo, grosso modo il 20% degli assegni erogati dall'INPS. Cifre ufficiali sulla manovra ancora non esistono. Peraltro, se c'è da prendere per buona anche l'altra ipotesi, quella del Sole 24 Ore di ieri, c'è la possibilità, appunto, se si usa il criterio di applichiamo il metodo contributivo alle pensioni pagate col sistema retributivo o misto, che sono il 98% del totale, a quel punto la questione riguarderebbe tutti i pensionati. Repubblica si occupa anche essa della questione, così cerchiamo di chiudere sul capitolo pensioni e passiamo ad altro, perché oggi sono numerose le notizie di finanza pubblica di un certo interesse per tutti i contribuenti. Anche Repubblica si sforza di capire cosa uscirà dal cilindro del governo in tema di pensioni. Prelevare un pezzetto dello squilibrio è una delle ipotesi che abbiamo visto esaminate ieri anche dal quotidiano di Confindustria, dal Sole 24 Ore. Cioè, cosa si fa? Si va a colpire, a prelevare una parte della differenza tra la pensione percepita e i contributi versati. Cioè, in pratica, è quello che dicevamo prima, si fa finta che anzi non è che si fa finta, si applica il metodo contributivo a tutte le pensioni già in essere, cioè quelle che sono le pensioni pagate sulla base di leggi preesistenti, quindi col metodo retributivo o misto, perché c'è chi a un certo punto della propria carriera lavorativa, dopo aver
dato contributi con la formula del metodo retributivo, è stato poi, dopo la riforma Dini, costretto ad adottare il metodo contributivo, per cui ci sono persone, pensionati, che hanno la pensione calcolata in base sia all'uno che all'altro metodo, sono le cosiddette pensioni miste. Anche costoro naturalmente verranno sottoposti a questo trattamento, fra virgolette, cioè si applica il metodo contributivo anche a costoro. E questo naturalmente va a colpire il 98% dei pensionati, come abbiamo visto. In ogni caso, poi chiaramente si dirà, per le pensioni più basse il prelievo sarà più basso, salendo, come scriveva Brambilla prima, il prelievo sarà più alto, però la platea dei soggetti interessati è praticamente quella di tutti i pensionati. Bisogna destinare quella somma, ha detto il ministro Poletti, agli esodati, ai cassi integrati in deroga, alle pensioni minime. Il governo potrebbe chiamarlo quindi contributo di equità, ecco, abbiamo un altro nome, non più pensioni d'oro, non solo pensioni alte, non solo contributo di solidarietà, ma contributo di equità. Equità e solidarietà sono belle parole. Questo contributo interverrebbe su coloro che hanno maturato la pensione col sistema retributivo o col sistema misto, cioè in parte retributivo, in parte contributivo. Dunque queste persone, questi pensionati, beneficiano, nella maggior parte dei casi, di un assegno più generoso di quello che avrebbero incassato se, come capita ora alle nuove generazioni, fosse calcolato in base ai soli contributi effettivamente accumulati. Ebbene, se l'operazione equità, a questo punto si chiama così, andasse in porto, e se includesse gli assegni da 2.000 euro lordi in su, nemmeno, come dice il sottosegretario Baretta, netti, lordi, da 2.000 euro lordi in su, se questa operazione andasse in porto, quelli incassati da 1 milione, sono i 2.000 euro, da 2.000 euro in su, lordi, abbiamo più di 2 milioni di pensionati, il governo ne ricaverebbe un gettito a questo punto, applicando questo sistema alle pensioni da 2.000 euro lordi in su, il governo ne ricaverebbe un gettito annuo, secondo Repubblica, pari a 4 miliardi e 200 milioni, chiedendo a ciascuno un contributo da 100 a sopra i 400 euro al mese lordi a seconda della fascia di pensione. L'ipotesi è stata elaborata dagli economisti del sito lavoce.info, Tito Boeri, Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca, quest'ultimo lavora nell'ufficio studi dell'INPS, ed è considerata questa ipotesi con interesse dal governo Renzi. Ebbene, secondo questo scenario sarebbe chiesto a solo il 10% dei pensionati che hanno un reddito più alto e che possiedono il 27% del totale delle pensioni un contributo medio pari a meno di un quarto di quanto non è giustificato dai contributi che hanno pagato. Lo squilibrio è questa differenza qui, cioè facciamo finta che il sistema contributivo valga per tutti e lo facciamo andare retroattivamente e calcoliamo quindi la differenza, se il sistema contributivo fosse sempre stato in vigore, tra quello che i pensionati prendono adesso con le vecchie regole, retributivo o misto, e quello che invece avrebbero preso se il contributivo fosse valso fin dall'inizio. Su questa differenza prendiamo una parte, lo squilibrio. In questo modo, secondo i proponenti, si ridurrebbe, sebbene in parte, l'iniquità del nostro sistema previdenziale. Allora, io ho rispetto enorme, diciamo, sia per gli economisti che per i giornalisti economici, tutti cercano di capire qualcosa, magari anche a nostro beneficio, però se uno si fa due conti, il metodo un po' terra-terra individuale, se uno si fa due conti sulla propria situazione, su quanto mese per mese ha versato e per quanti anni ha lavorato, un'idea del totale dei contributi che ha versato se la fa, no? E un'idea di quello che riceve ogni mese di pensione, di quanto paga di tasse già su quella pensione poi naturalmente ci sono le tasse sulla pensione, l'IRPEF e tutte le altre tasse possibili, un'idea altrettanto empirica se la fa. Quindi massimo rispetto, diciamo, per tutte le elaborazioni e le proiezioni, anche perché ci orientano o ci fanno capire comunque, nel peggiore dei casi, anche solo il profumo di quello che verrà fatto, in questo caso il taglio delle pensioni. Però per avere la prova dell'equità o meno, credo che ciascuno possa applicare il metodo individuale, cioè fare il conto sulle proprie tasche, quanti anni ho lavorato se sono già in pensione, quanto ho versato ogni mese, lo so benissimo, e quanto prendo adesso e quanto mi rimane in tasca dopo aver pagato il tutto. No? Questo qui è un metodo un po' terra-terra, ma molto esistenziale, diciamo così. In ogni caso, come funziona il contributo di equità previsto
dal terzetto Boeri e i due patriarca. Occorre intanto ricostruire la storia contributiva dei pensionati in questione. Se è vero che ciò è impossibile per i dipendenti privati prima del 74 e per quelli pubblici prima del 96, è un problema di archivi, mancano i dati, è però abbastanza agevole utilizzare una stima, una sorta di forfettone. Una stima, insomma, predisposta dal decreto attuativo della riforma Dini, datato 1997. Quel decreto individuava in modo abbastanza affidabile i contributi versati. Ciò fatto, cosa si fa? Si sottrae la pensione effettivamente incassata attualmente dal pensionato da quella calcolata in base ai soli contributi. Su questa differenza si applica il prelievo detto di equità, ma in modo progressivo. In base alle ipotesi Boeri-Patriarca, le aliquote sono 3, così da alleggerire il contributo sulle pensioni medie, le più colpite, visto che lo squilibrio, cioè la differenza tra pensione percepita e quella calcolata solo col contributivo, è meno marcato per le pensioni alte. Si applicano così le aliquote: il 20%, cioè ti mangio il 20% della differenza, per le pensioni tra 2 e 3.000 euro mensili, il 30% per le pensioni tra 3.000 e 5.000 euro, il 50% sulle pensioni superiori ai 5.000 euro. Il taglio degli assegni sarebbe in media tra il 3 e il 7% e secondo gli economisti in questione non è un taglio draconiano, visto che il blocco dell'indicizzazione degli ultimi 2 anni, cioè il fatto che le pensioni sopra 3 volte il minimo non vengano indicizzate, e vale già da 2 anni, questo qua ha già ridotto di circa il 4% le pensioni di chi attualmente non vede più la sua pensione rivalutata al costo della vita. Il sacrificio più marcato sarebbe per gli ex dipendenti pubblici con pensioni sopra i 6.000 euro. Alla fine, dunque, il governo estrarrebbe da una base imponibile di 17 miliardi 4 miliardi e 200 milioni all'anno facendo questo giochetto qua, il che coinvolgerebbe nell'operazione 2 milioni di pensionati, 850.000 ex dipendenti privati, 770.000 pubblici, 100.000 lavoratori autonomi, per la gran parte uomini, per la gran parte titolari di pensioni di anzianità. Ci fermiamo un attimo soltanto adesso e ascoltiamo un altro pezzo di Chopin, un notturno, il notturno opera 9 numero 1 in Si bemolle minore, al pianoforte Vladimir Ashkenazy.
numero 1 in Si bemolle minore, al pianoforte Vladimir Ashkenazy. Ma a proposito di notturno, poi bisogna anche cercare di uscire dalla notte, perché le immagini di cui vi ho parlato in apertura di trasmissione, che Dagospia mette in prima pagina, la decapitazione del giornalista americano, dopo averti sconvolto ti fanno venire una rabbia cosmica e anche la voglia di fare qualcosa, perché bisogna conoscere. Adesso non voglio enfatizzare, esagerare, perché trovo alla fin fine che forse Dagospia ha fatto bene a mettere il video in prima pagina e a non censurarlo. Sul sito dell'ANSA non si può raggiungere, perché andrebbero forse, anzi, queste immagini mandate in onda in tutti i telegiornali, prima, seconda serata, pomeriggio e mattina. Perché? Non per terrorizzare la gente, perché il terrore ti viene, è la prima reazione, il terrore, il disgusto, l'orrore, una serie di sentimenti totalmente violenti e totalmente repulsivi, ma dopo il disgusto, l'orrore e il terrore ti viene anche la rabbia, quella rabbia di cui parlava Oriana Fallaci probabilmente, la rabbia nel vedere una classe politica, trasversalmente parlando, che fa poco e niente per non so cosa esattamente si possa fare, ma si possono fare tante cose diverse, non una sola forse risolutiva, ma tante cose diverse probabilmente, per evitare di doverci confrontare con questa roba qua. E questa roba qua non è lontana, perché le moschee ci sono già in Italia e perché i centri in costruzione sono da tutte le amministrazioni, chi più chi meno, o perlomeno da una gran parte di amministrazioni, incoraggiate, si fanno accordi, si dialoga, si dice. La cosa non funziona. Questo video qui, nella sua enorme, tragica, mostruosa crudezza, ci dimostra che la cosa non funziona, credo. E non voglio trarre ragionamenti di carattere generale, perché questo non riguarda gli individui, non riguarda le razze, non riguarda nessun tipo di ragionamento razzistico, fra virgolette, o esclusivistico, diciamo così, riguarda una semplice realtà. Una semplice realtà che non è detto che coinvolga la singola persona che tu incontri, ma all'interno della massa e di quei luoghi dove si indottrinano le masse, il pericolo è più che reale. E quel video lì te lo dimostra fisicamente che il pericolo è reale, te lo fa vedere qual è il rischio, e non è un rischio teorico astratto da dibattito sull'Islam, sul Corano, sulla natura del Corano, se sia democratica, liberale, compatibile con l'Occidente o no. Lasciate perdere, intanto una lettura del Corano va fatta comunque per capire da qual è la base, diciamo la linfa base. È inutile che si dica l'Antico Testamento era altrettanto violento, perché l'Antico Testamento certamente non era un testo, come dire, all'acqua di rose dal punto di vista della violenza, ma è stato superato nel corso di un'evoluzione di secoli e secoli, e poi c'è un nuovo testamento che pare abbia superato l'Antico Testamento, quindi non è quello il punto. Il punto è la realtà che ci troviamo davanti oggi, e questo video terrificante ce la ricorda, per cui si passa, credo, dallo sgomento all'orrore, dal fatto che ti si agita dentro una folla di sentimenti negativi, anche deprimenti. Poi credo che il scopo di questo video qui e il motivo per cui Dagospia a questo punto ha fatto bene a pubblicarlo è che da questo nasce una reazione, e deve nascere una reazione che però non deve riguardare il cittadino comune. Bisogna che i signori governanti prendano atto che delle cose vanno fatte, ce le propongano a noi. A noi cittadini che non ci riconosciamo in quella roba lì, ce le propongano, ce le facciano valutare, ma prendano delle decisioni, perché altrimenti è una questione di numeri, non di individui, né di razze, né di orientamenti religiosi, ma di numeri. Orientamenti religiosi sì, perché, ripeto, la lettura del Corano va fatta per capire qual è il punto di partenza, diciamo. Poi come venga messo in atto te lo fa capire quel video lì, che chiaramente non riassumerà le opinioni di tutti coloro che si dicono musulmani, per carità, ma, ripeto, è una questione di numeri, e il moltiplicarsi di numeri e luoghi in cui quelle cose lì vengono tutto sommato viste con un occhio di riguardo, magari anche propagandate apertamente, moltiplica il tutto per numeri e luoghi, e il rischio lo senti vivo, concreto, perché l'altro aspetto terribile di quell'immagine lì è che, è vero, è ambientata nel deserto iracheno, ma non si fa molta fatica purtroppo, e non bisogna essere catastrofisti per poterla vedere quella scena lì in un altro contesto, magari molto più vicino a noi, e da lì ti sale la rabbia, anche la famosa rabbia di Oriana Fallaci. Non so quanto orgoglio, certo tanta rabbia. Chiuso il capitolo di nuovo, però sono tutti sentimenti che
nascono e idee che nascono sulla base della visione di un documento che, ripeto, ha un suo, secondo me alla fine una sua utilità ce l'ha a vederlo, perché ti mette davanti a una serie di ragionamenti, ognuno farà il suo, il mio sarà sbagliatissimo per carità, perché nessuno, tantomeno uno che sta davanti a un microfono, deve avere l'illusione di fare ragionamenti giusti o di dire chissà cosa o di mandare messaggi. Siccome qui tutto sommato siamo in una comunità di persone, certo io ho davanti un microfono e scelgo io le parole che dico, ma dall'altra parte ci sono persone altrettanto libere che le ascoltano, le valutano, magari possono dire quello è un cretino, un deficiente o condividerle e possono fare tutta la gamma dei ragionamenti possibili, per cui siamo in fondo una comunità. Mi sono permesso questa libertà, sarò criticabile, magari la mia opinione è super criticabile, anzi lo sarà senz'altro, ma mi è venuta spontanea e come tale sprego che voi la accogliate così, insomma, può essere un ragionamento che ha un fondamento, un'utilità per qualcuno che ascolta, per un altro magari assolutamente no e lo giudica repellente, non importa, è quello che ho sentito vedendo quel documento lì e credo dal mio punto di vista sia comunque un documento da vedere.
bemolle maggiore, sempre di Chopin e sempre per la straordinaria mano di Vladimir Ashkenazy. Ora il tempo scorre, devo anche dirvi, confessarvi, a volte è inutile far finta che di parlare di numeri mi è passata la voglia, ma vi segnalo comunque alcuni articoli che sempre in tema di quattrino, perché poi anche quello conta, per carità, conta molto meno dei principi fondamentali e della tutela della salvaguardia della persona in vita, sia ben chiaro, perché poi tutto il resto appare secondario, però finché sia in vita conta anche quello. La spending review non copre la legge di stabilità, titola oggi il Sole 24 Ore. Cosa significa? Che il taglio della spesa pubblica non è sufficiente per la prossima finanziaria. Se non è sufficiente per la prossima finanziaria, la differenza chi ce la mette è la domandina elementare, ce la mettiamo noi. E per una cifra che va crescendo di giorno in giorno, perché si era parlato all'inizio, intanto il governo aveva detto all'inizio nessuna manovra. Poi si è capito che invece la manovra si farà, traduzione di manovra, mani nella tasca del cittadino contribuente. Quindi all'inizio nessuna manovra, poi si è capito che la manovra si farà, poi si è capito dopo ancora che era di un certo ammontare, poi si è capito ancora dopo che l'ammontare va crescendo di giorno in giorno. Il Sole 24 Ore oggi calcola una manovra da 20 o da 22 miliardi di euro. A causa della mancata crescita, a causa del fatto che la famosa spending review, il taglio della spesa, non coprirà tutte le esigenze di cassa dello Stato italiano, la prossima legge di stabilità, cioè la prossima finanziaria, si diceva così tanti anni fa, avrà la necessità di racimolare una somma tra i 20 e i 22 miliardi, che sono dai 4 ai 6 miliardi in più rispetto a 16 miliardi, i 16 miliardi di cui si parlava prima della pausa estiva. Qui la manovra va aumentando praticamente quasi di giorno in giorno e il Sole 24 Ore oggi a pagina 4 ne dà una plastica rappresentazione in forma di articolo con tanti bei numerini, che sono i numeri dei miliardi che dovremo pagare noi. Mentre vi segnalo ancora sul Fatto Quotidiano, a pagina 8, l'articolo di Marco Palombi, che piacerà molto al professor Alberto Bagnai. Piacerà nel senso che si vedono riconosciute le tesi sulle quali ha insistito il professor Bagnai nel suo libro, del quale abbiamo parlato e torneremo a parlare con lui, con l'autore, Il tramonto dell'euro, ovvero il fatto che determinante per scatenare la crisi in un paese, crisi reale, non quella degli spread e dei mercati finanziari, è la valutazione dell'import-export, del debito estero, della bilancia commerciale. Il modello spagnolo, che tanti vantano in questi giorni, a parte il fatto che se un'economia è arretrata di 10 e poi cresce di 1, ha perso 9. È più o meno il caso della Spagna. Per la Grecia è peggio ancora, le proporzioni sono ancora più elevate. In ogni caso, in questi giorni abbiamo sentito parlare in molti del modello spagnolo. Il modello spagnolo è la scorciatoia per il baratro, secondo Palombi sul Fatto Quotidiano. Altro che riforme. La crescita in deficit ha fatto esplodere la bilancia commerciale, cioè import-export, come prima della crisi del 2011. Ci sono un paio di numeri diffusi da Eurostat, scrive il giornalista economico del Fatto Quotidiano, ci sono un paio di numeri Eurostat che forse sarebbe interessante sottoporre ai tanti cantori del modello spagnolo. Numeri che sono interessanti perché ci sono tante persone, i cantori appunto del modello spagnolo, che dicono che basta fare le riforme, cioè lavoro, tagli di spesa pubblica eccetera, e si finisce nella terra del paradiso. La Spagna si sta avviando invece, grazie a un persistente deficit di partite correnti, verso una crisi di debito estero, che è la crisi del debito che la spinse che la spinse nel baratro già 3 anni fa. 12 miliardi il deficit della bilancia commerciale spagnola, è la differenza tra quel che si esporta all'estero e quel che dall'estero si compra in Spagna, e il debito estero, finalmente qualcuno comincia a scriverlo, è una delle cause fondamentali della crisi reale di un paese, soprattutto in un contesto di moneta unica. Mentre per quanto concerne sempre il Fatto Quotidiano è consigliabile anche la lettura della pagina 5, laddove Salvatore Cannavò torna sulla questione delle banche che danno la linea al governo. Non c'è solo la JP Morgan a dettare i compiti al governo Renzi, c'è anche la Deutsche Bank che ha detto privatizzare il welfare
privatizzare i servizi pubblici per fare cassa. Anche Goldman Sachs ha chiesto, stavolta alla Banca Centrale Europea, un intervento, 1.000 miliardi di dollari, e perfino le banche svizzere dicono all'Italia basta con l'Ilva, chiudetela. Insomma, è multiforme il fronte delle banche che condizionano, danno la linea, scrive il Fatto Quotidiano, ai governi. E il citato professor Bagnai è autore di un articolo pubblicato a pagina 5 del Fatto Quotidiano di stamani. Da Monti in poi siamo governati dai creditori. Qual è la novità? Perché il Fatto sono 2 giorni che dice sono le banche d'affari che dettano la linea ai governi, e in particolare, per quanto concerne noi, al governo Renzi. La notizia degli incontri fra Matteo Renzi e l'amministratore delegato della banca d'affari JP Morgan, Jamie Dimon, ha suscitato un certo interesse, scrive il professor Alberto Bagnai sul Fatto Quotidiano di oggi, perché il 28 maggio 2013, fra il primo e il secondo incontro, la JP Morgan ha rilasciato un rapporto sulla crisi della zona euro. Un rapporto letto da molti come un attacco alle costituzioni democratiche. Scandalo ingiustificato, scrive Bagnai, se si considera che JP Morgan non è un ente di beneficenza, ma una banca d'affari. Ponendosi dal punto di vista di chi, avendo investito in euro, temeva la dissoluzione dell'euro, il rapporto della JP Morgan osservava in modo semplice e lucido che le costituzioni degli stati nazionali sono un ostacolo all'integrazione sovranazionale che è necessaria per la sopravvivenza dell'euro. E inoltre, siccome le costituzioni degli stati nazionali tutelano il diritto al lavoro, si pongono come ostacolo a politiche di deflazione salariale, cioè di taglio dei salari, che sono necessarie in un sistema di cambio unico. È uno dei cardini del libro di Alberto Bagnai, Il tramonto dell'euro. Il discorso ed è spiegato molto bene perché è così, perché funziona così, perché in ambito di moneta unica tu non puoi fare altro che tagliare i salari per avere una certa parità che non puoi più avere con la fluttuazione delle diverse monete, che rispecchiava la diversità appunto dei diversi paesi. Il discorso della banca d'affari JP Morgan in quel rapporto del 2013 era descrittivo. Cari politici, se volete restare nell'euro dovete fare macelleria sociale, quindi rimuovere le vostre costituzioni nazionali, che è cosa diversa dal dire in modo prescrittivo, cari politici, dovete restare nell'euro. JP Morgan, scrive Bagnai, correttamente diceva, se volete restare nell'euro dovete fare macelleria sociale e tagliare, insomma, rimodellare le vostre costituzioni. Questo i politici se lo dicono da soli perché non vogliono rinnegare la loro scelta fatta da Mitterrand, Kohl e altri, appunto, cioè la moneta unica. D'altra parte non c'è bisogno di inseguire ipotesi complottistiche per capire che attualmente il nostro paese non è governato nell'interesse dei suoi cittadini, ma nell'interesse dei creditori esteri. E lo aveva detto a chiare lettere, chiaro e tondo, Mario Monti alla rete televisiva americana CNN, quando affermò che per ridurre le importazioni e quindi l'indebitamento estero del paese aveva distrutto la domanda interna, cioè il reddito e incidentalmente l'esistenza di molti italiani. È comprensibile che a sinistra, nel blocco di potere di matrice liberista che ha acclamato Mario Monti come il liberatore, ora occorra un capro espiatorio, il complotto di JP Morgan che avrebbe irretito Renzi, o la perfidia della Merkel, contraria alla spesa in deficit, che invece risolverebbe tutto. Sono favolette autoassolutorie, scrive Alberto Bagnai sul Fatto Quotidiano. Autoassoluzione per una classe politica criminale che ci ha messo in questa trappola. L'euro sono stati i politici a volerlo, non gli economisti, forse neanche le banche, le quali sanno per esperienza che con i debitori conviene essere accomodanti. L'errore è stato politico, rimarca Bagnai. Ora sta ai politici prendersi le proprie responsabilità e porvi rimedio. Questo è l'articolo, molto bello devo dire, corto, bello, preciso, pulito, limpido, di Alberto Bagnai a pagina 5 del Fatto Quotidiano di oggi. Per ulteriori approfondimenti poi c'è il già citato articolo di Alberto Burgio che adesso non facciamo in tempo a leggere, e infine, per chiudere la parte economica, sono pronti 52 miliardi per le piccole e medie imprese, così titola in apertura di prima pagina oggi il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore.
È finita la crisi, arrivano i soldi per le imprese, non temete il peggio. Le prime 10 banche italiane hanno prenotato la provvista presso la Banca Centrale Europea da girare alle piccole imprese. Siamo tutti convinti che accadrà esattamente così. Ne dubitate? Interpretazione di Vladimir Ashkenazi che finiremo di ascoltare tra poco. Giusto il tempo di segnalarvi altre letture utili per stamani. 2 pagine di Repubblica dedicate alla questione del virus Ebola. Il pericolo non sembra essere terribile per il momento qui nei paesi europei, però non è neanche tanto astratto, diciamo così. A Berlino c'è stato un giorno di paura, è bastato che una signora africana fosse ricoverata febbricitante all'ospedale berlinese della Charité per scatenare la paura. Il virus Ebola sta diventando insomma un incubo globale. Del resto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di allarme internazionale. Tenere l'epidemia confinata nei paesi da cui si è originata è sempre più difficile e l'Europa è percorsa da brividi, scrive Repubblica, che da 2 pagine e 8 cose da sapere sul virus letale e sul perché l'epidemia è diversa dal passato. Mentre il Giornale mette in primo piano la posizione della Lega Nord sulla questione dell'emergenza immigrazione in Italia e l'episodio che abbiamo raccontato brevemente stamani accaduto in Sardegna. Un hotel 3 stelle non basta, gli immigrati in rivolta rovesciano i cassonetti per strada per cambiare albergo, un'incredibile protesta, scrive il Giornale in primissimo piano, in un resort sardo. Qui non ci stiamo, hanno detto gli immigrati. Tuona Salvini, tornate al vostro paese insieme a chi vi ha fatto arrivare. Sono liberi se non vogliono, nessuno può obbligarli, ha detto il primo cittadino, il sindaco del paesetto sardo del Partito Democratico. Un rivoltoso ha minacciato, mi taglio con un coccio così vado all'ospedale. E il Giornale, oltre a questo articolo, ne pubblica un altro, di Fausto Biloslavo, sul fatto che nemmeno in Libia vogliono i clandestini, perché portano epidemie nelle nostre città, dicono i cittadini di Zuara, punto di raccolta per le partenze di clandestini verso l'Italia, assistiti dallo Stato italiano, operazione Mare Nostrum, e gli scafisti accelerano gli imbarchi. Mentre sul quotidiano nazionale, in questo caso Il Giorno, in cronaca di Milano e del nord Milano,
c'è una segnalazione da Sesto San Giovanni, pare che a Sesto San Giovanni si stiano rivolgendo sempre più numerosi frotte di ragazzini che dicono di avere tra i 14 o i 17 anni, o tali risultano essere dai loro documenti, se li hanno. In ogni caso sono sono crescenti, scrive il Giorno, è crescente il numero di ragazzini, di minorenni che si presentano al commissariato di polizia di Sesto San Giovanni. Siamo profughi, dateci assistenza, sembrano tutti molto bene addestrati, c'è l'ombra dello sfruttamento e comunque pare che siano stati instradati lì e che coloro che li mandano conoscano bene qual è il commissariato di polizia che è meglio interpellare, al quale è meglio andare per avere più facilmente la possibilità di essere poi alloggiati dai comuni. I comuni poi devono assistere questi minorenni, a volte per periodi molto lunghi, con esborsi di risorse abbastanza cospicue, in un momento in cui i comuni di risorse ne hanno sempre meno e lo Stato non fa vedere una lira. Questo accade a Sesto San Giovanni, accade anche a Cinisello. Mentre sul Fatto non facciamo in tempo a leggere l'intervista al procuratore di Torino contro i vari provvedimenti svuotacarceri in tema soprattutto di spaccio. In pratica a Torino c'è libertà totale di spaccio e con ciò noi a Torino e non solo, perché la legge è naturalmente valida in tutto il territorio italiano, il succedersi dei vari svuotacarceri ha portato a questo. I magistrati dicono non possiamo fare più nulla. Ci fermiamo. Dago Spia ha tolto dalla sua prima pagina il video che mi risulti, il video della decapitazione del giornalista americano. Noi ci salutiamo qui e comunque buon pomeriggio a tutti.